Splendido, splendente. Diciamo che la parte umana del rapporto con le mie ragazze, dove ci troviamo, facciamo delle battute, a volte mi fanno ridere, mi fanno impazzire anche da cose che mi raccontano. Questo mi lega molto a loro, io sono molto legato a questa parte ed è la parte che mi tiene vivo il lavoro. Grazie di essere venuti a trovarmi, siamo a Castelfranco, la mia azienda è la Più Service, un'impresa di pulizie. Faccio questo lavoro da più di 30 anni, come sempre succede, le cose nascono casualmente. Facevo l'agente di commercio, avevo 23 anni, un mio amico mi contatta e mi dice: guarda che ho un mio cliente che ha un'impresa di pulizie, vuole crescere e cerca uno sviluppo commerciale per ampliare velocemente il giro d'affari. Ho accettato la proposta, ci siamo conosciuti un po' così velocemente, ci siamo buttati dentro. Questo era il marzo del 93, sono passati un po' d'anni, sì, del 93, e assieme a un mio collaboratore Walter, che all'epoca lui gestiva la parte del personale, abbiamo rilevato l'azienda. Dopo qualche mese l'abbiamo chiusa e ne abbiamo aperta proprio una ex novo noi due e abbiamo lavorato per 20 anni. Walter aveva anche altre esigenze, ha preso altre strade. Da quel momento lui continuiamo a collaborare, però lui segue la sua azienda e io ho fondato la Più Service da solo e sono partito con la mia squadra di ragazzi. Attualmente siamo in 27-28 persone, lavoriamo molto nella zona della Castellana, che è la mia zona principale, ma col tempo pian piano ci siamo spostati fino alla fascia della zona del Cittadella e dintorni. Col tempo abbiamo fatto la scelta di restare focalizzati sul nostro settore principale, visto che c'era molto da fare, specialmente dal 97-98 in poi la richiesta è stata molto importante. Il settore delle pulizie è un settore molto delicato perché entriamo nelle aziende, abbiamo le chiavi, abbiamo i codici degli allarmi, abbiamo tutte queste cose e per scelta noi non facciamo appalti pubblici, lavoriamo principalmente con clienti privati. Qualità e attenzione, privacy, tutte queste cose sono fondamentali. Come si fa ad ottenere questa roba? Bisogna avere un buon rapporto con i miei collaboratori, con chi fa il lavoro, quindi è fondamentale la conoscenza personale di tutti, la comunicazione deve essere veloce e dinamica, ci dobbiamo interfacciare spesso per poter riuscire a offrire il servizio desiderato dal cliente. Diciamo che io ero partito velocemente, come si fa sempre quando si è giovani e inesperti. A un certo punto ho avuto la necessità di far formazione, di crescere personalmente, di trovare persone che mi aiutassero a crescere anche i miei dipendenti. Ho conosciuto CNA per caso e da lì ho inserito tutta una serie di corsi e di assistenze che ci hanno portato veramente un contributo forte nella gestione del personale, che è la parte principale, perché si può investire in macchinari fino a un certo punto, ma nel nostro settore il 99% è la persona, quindi il rapporto personale, la fiducia, la conoscenza, anche un percorso tecnico fatto da un istituto esterno, da tutti i collaboratori di CNA, per noi è stato fondamentale. Il rapporto mio con i dipendenti con gli anni è diventato un rapporto, diciamo, anche amichevole, perché comunque ci interfacciamo spesso e si intrecciano anche le storie di vita personali, le difficoltà. Allora è normale, lavorando anche a contatto con i miei colleghi, che ci siano dei momenti anche di confidenza, di richieste di aiuto reciproche, quindi diciamo che l'apporto personale è fondamentale per riuscire ad avere il controllo di questo lavoro, che è fondamentalmente costruito dalle persone. È poco replicabile con le macchine, è principalmente costruito dalla capacità manuale e morale delle persone. Il rapporto che i miei dipendenti hanno con i clienti stessi, perché è un rapporto di fiducia, quindi anche i clienti conoscono un po' le loro storie, si aiutano, si interfacciano molto, sì. È fondamentale per riuscire ad avere un po' di qualità. Il rapporto che abbiamo con i clienti, come ti dicevo, è sempre molto amichevole, ma ti racconto una storia strana. Una volta erano le 11 di sera, ero anche a letto e suona il telefono, non dico mi preoccupo, però guardo, era un mio cliente, mi fa: oh Leo, cosa stai facendo? Ma io sono a letto. È perché sai, durante il giorno sono sempre di corsa, ho sempre mille cose, adesso non c'è nessuno in ufficio, sono tranquillo, volevo chiederti di fare un lavoro perché ho un progetto nuovo, voglio sistemare un capannone nuovo, eccetera, e quindi ci mettiamo d'accordo per cosa fare. Ho detto, ma sono le 11. Sì, ma adesso è il momento giusto, secondo me, che non c'è nessuno che ci disturba.